La Fondazione Città della Speranza scende in campo contro il coronavirus, schierando l'Istituto di Ricerca Pediatrica per uno studio innovativo che contribuirà ad aggiungere conoscenze alla ricerca internazionale, suggerendo nuovi approcci terapeutici e favorendo lo sviluppo di un vaccino. Il progetto, per il quale la Fondazione ha concesso un finanziamento di 500.000 euro, si pone l'obiettivo di verificare la risposta immunitaria al coronavirus nella popolazione veneta, per capire quali siano le difese immunitarie efficaci contro il virus e perché esse vengano meno in alcuni pazienti. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, e dalla dottoressa Antonella Viola, direttrice scientifica dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. Grazie alla Fondazione Città della Speranza parte questo progetto che ha lo scopo di andare a studiare la risposta immunitaria nei pazienti Covid-19. È un progetto importante perché ci aiuterà a capire perché alcuni pazienti sono asintomatici mentre altri sviluppano una patologia molto grave. Si tratta quindi di una ricerca fondamentale per creare le condizioni per lo sviluppo di vaccini e per comprendere al contempo maggiori informazioni sull'infezione. E aiuterà anche nello sviluppo di un eventuale vaccino, perché se non sappiamo come funziona il nostro sistema immunitario è difficile anche poi progettare delle terapie specifiche. Quindi siamo davvero molto contenti di questa collaborazione con l'Università di Padova e con il professor Crisanti e adesso cominciamo a lavorare.